Nella prospettiva delle elezioni amministrative, come abbiamo sentito, Alfano prova a rinnovare il dialogo con la Lega, ma dal Carroccio la risposta è fredda ed è un no. Noemi Giunta. La risposta della Lega arriva su Facebook. Maroni scrive a caratteri cubitali: togliete il sostegno al governo Monti Dracula e poi, forse, scritto tra parentesi, ne riparleremo. Ipocrisie e democristianismi, aggiunge, non ci interessano. La Lega ha un'altra idea in mente: diventare il primo partito della Padania. Quindi niet, il Carroccio balla da solo, lo confermano anche i governatori Cota e Zaia. Questa è la linea di Bossi del Consiglio federale, dicono. La ragione è la coerenza, spiega Zaia, non importa se le elezioni sono locali. I cittadini sono sempre gli stessi, nonostante ci sia un piano nazionale e uno locale, i cittadini sono gli stessi con i quali noi ci vogliamo confrontare. E se vince la sinistra, tanto peggio tanto meglio? No, direi che l'occasione è per misurarci, per portare con coerenza le nostre idee e senza rinnegare tutto quello che è stato il passato con la PDL o, come nel mio caso, l'attuale alleanza che abbiamo in regione, che è un'alleanza produttiva e che tiene. Precisazione che sembra tradire un sottile dispiacere, come direbbe Lucio Battisti. 8:12 minuti, la cronaca.